L'anno scolastico partirà regolarmente dal 14 settembre, il rientro avverrà in piena sicurezza. Siamo certi che ci saranno contagi a scuola, ma siamo pronti ad affrontarli. Soltanto ieri sono arrivate notizie di positività a scuole in Trentino, Friuli, Emilia e Sardegna. Sono le prime parole pronunciate dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i suoi ministri durante la conferenza stampa svolta ieri. E poi annuncia l'assunzione di 160.000 nuovi docenti, insegnanti e 77.000 a tempo determinato tra docenti e amministrativi. Sulla scuola il governo ha investito, dice Conte, 7 miliardi, inclusi fondi europei. Il capo dell'esecutivo fornisce alcune precise indicazioni a docenti e alunni. All'interno della scuola si tiene la mascherina deve essere tenuta in tutti quei casi in cui nelle classi non si riesce a rispettare il distanziamento, le mascherine saranno date gratis alla scuola, lo Stato ne consegnerà 11 milioni ogni giorno, ma l'Associazione Nazionale dei Presidi esprime criticità per il fatto che i quantitativi fin qui arrivati sono insufficienti. Ogni alunno dovrà misurarsi la febbre a casa la mattina e verificare se ci sono possibili sintomi: temperatura superiore a 37,5 gradi, tosse, perdita di olfatto e gusti. I genitori dovranno tenere a casa lo studente, avvertire la scuola e il pediatro e il medico di base. Se i sintomi dovessero avvenire in classe, il referente Covid accompagnerà il ragazzo nel locale dedicato alla gestione dei casi e avvertirà i genitori per fare il tampone. Partirà l'indagine epidemiologica, probabile la quarantena per la classe ed i docenti. Per quanto riguarda l'attività fisica, i ragazzi, molti presidi hanno utilizzato le palestre come aule didattiche ed hanno anche annullato gli investimenti previsti, destinandoli esclusivamente per le aule. Sulle mense saranno necessari adattamenti, ma nessuno vuole togliere il tempo pieno ai bambini. Molti istituti non riusciranno a garantire il servizio a tutti ed altri sono in difficoltà ad avviare la mensa. Tracciate anche le linee guida sui trasporti con gli scuolabus, concordate con province e comuni, dove si spiega che i mezzi non dovranno viaggiare pieni oltre l'80% e questo solo se il percorso sarà contenuto entro i 15 minuti. Gli studenti dovranno portare la mascherina anche in inverno, con i finestrini il più possibile aperti, anche in inverno e con il freddo. I ragazzi dovranno salire sul mezzo in maniera ordinata, discesa lenta uno ad uno. Ed infine, dice ancora Giuseppe Conte nella conferenza stampa, concedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatorio del figlio under 14 se questo è stato contagiato o entrato in contatto con un positivo all'interno del plesso scolastico.